Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, cronaca ed aggiornamenti fino alle 13:30 nella prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Molte le notizie di oggi. Cominciamo subito con la cronaca da Treviso, perché sta diventando una vera e propria piaga quella delle truffe, con truffatori che inventano delle tecniche sempre più sofisticate per riuscire a raggirare le vittime soprattutto persone anziane, ma non solo, e sembra essere questa una delle nuove frontiere della criminalità organizzata. L'ultimo episodio in ordine di tempo vede una truffa telefonica con la clonazione addirittura del numero dei carabinieri di Cordignano, ma ci aggiorna da Treviso Cristian Arboit. C'è un alert specifico, è stato clonato il numero dei carabinieri di Cordignano, un fenomeno non rarissimo che mobilita ancora una volta l'arma dei carabinieri. L'alert è stato rilanciato nelle scorse ore dallo stesso sindaco di Sarmede, Larry Pizzollo, lo ha fatto attraverso i canali ufficiali del comune. Ci sono stati diversi tentativi di truffa anche nella zona di Sacile, quindi non solo nei comuni del Vittoriese. Sono qui con il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso. Colonnello, c'è questo alert specifico in quella zona, come vi state muovendo? Sì, allora precisiamo che l'alert in questo caso riguarda quella zona, ma è purtroppo un tipo di truffa che viene perpetrato anche tutto in ambito nazionale, quindi si chiama la cosiddetta truffa dell'ID caller. Si vengono assegnati degli slot attraverso appunto una società che gestisce i numeri telefonici a degli enti particolari. Quando questa centralina riceve un impulso per utilizzare quel numero, chiaramente non è in grado di capire se quell'impulso proviene effettivamente dall'ufficio che utilizza quel numero. Quindi in quel caso si parla di numero clonato, ma in realtà si parla di un numero che viene utilizzato in maniera impropria attraverso appunto una società che gestisce questo numero. Ecco, in questo caso quando appare quel numero è evidente che a chi riceve la telefonata sembra che il numero provenga da quell'ente, quindi è facile far cadere in trappola specialmente persone anziane che hanno una minorata difesa a causa della loro età avanzata. In questo caso noi ribadiamo sempre che quando arrivano delle telefonate da numeri che sembrano provenire da carabinieri o da altre forze di polizia, è sempre meglio controllare, ovvero attaccare la telefonata e chiamare con un altro numero, perché a volte chi chiama tiene impegnata la linea per evitare appunto che chi riceve, chi è il truffato, chi è la vittima, possa richiamare attraverso quel numero e chiedere appunto una verifica. Quindi chiamare con un altro numero e soprattutto essere coscienti che le forze di polizia non chiedono assolutamente soldi e tantomeno ori da poter poi riconvertire in denaro. E ogni giorno noi cerchiamo di trovare le contromisure per porre un limite a questo fenomeno. In questo caso stiamo valutando di interessare le varie società che gestiscono questi slot di numeri per inserire questi numeri in una sorta di blacklist che bloccherebbe l'impulso che chiede di utilizzare quel numero. Quindi quando l'impulso non è certificato, a quel punto quel numero non può essere utilizzato da chiunque. Ed ancora cronaca con la notizia dell'ennesimo incidente che si è verificato lungo l'autostrada A4 questa mattina, poco dopo le 8, nel tratto a 3 corsie dell'autostrada tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Coinvolti nel sinistro una vettura ed un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente al vaglio della polizia stradale, l'auto avrebbe percorso per diverse centinaia
centinaia di metri la corsia di sorpasso, andando poi a tamponare per cause ancora imprecisate l'autoarticolato che lo precedeva e che si trovava momentaneamente in coda. Ferito in maniera grave il conducente della vettura. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, l'elisoccorso ed il personale di Autostrade Alto Adriatico. Chiuso lo svincolo in ingresso alla Tisana in direzione Venezia per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada. Ed ora torniamo a parlare del femminicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa a Riese Pio X nel dicembre del 2023. Cade l'ergastolo per Bujar Fandaj, il killer 42enne. La pena viene ridotta a 26 anni e 10 mesi. Così è stato deciso dalla Corte d'Appello a Venezia sulla base dello strumento del concordato che è stato introdotto dalla riforma Cartabia. Noi abbiamo rinunciato nella sostanza a tutti i motivi di impugnazione ed è stato accolto il motivo numero 4, quindi il motivo relativo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti. In gergo tecnico si chiama concordato ed è quello che hanno raggiunto Procura Generale e Difesa sul caso di Bujar Fandaj, il 42enne di origini kosovare condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Vanessa Ballan, la giovane mamma di 26 anni, incinta del secondo figlio, uccisa a coltellate nella sua casa di Spineda di Riese Pio X il 19 dicembre del 2023. La ricalibrazione della pena avvenuta in Corte d'Appello è una possibilità introdotta dalla riforma Cartabia, come spiega Daria Bissoli, che con la collega Chiara Mazzoccato ha rappresentato l'imputato. Le due legali erano pronte a entrare nel merito del ricorso, contestando la premeditazione e facendo valere l'atteggiamento processuale di Fandaj. Poi è prevalsa la nuova via. Sicuramente è stato un lavoro intenso che è aumentato in questi ultimi giorni perché noi come difesa avevamo scelto una strada completamente diversa, non avevamo riflettuto su un'ipotesi di concordato, ma questa apertura al ragionamento manifestata dalla Procura ci ha accolte, non vorrei dire di sorpresa, ma ci ha fatto piacere. Quel giorno di dicembre del 2023 Fandaj dal Tivole raggiunse la casa di Vanessa in sella alla sua bici, poco dopo il dramma, con lui che entra dalla finestra sul retro spaccandola e poi aggredisce la donna. Vanessa cade a terra e qui viene accoltellata. Il 42enne, che con la ragazza aveva avuto una relazione, sarà catturato qualche ora dopo. Quanto ai familiari di Ballan parla al momento il loro legale Simone Guglielmin. In merito a tale accordo, sulla sola quantificazione della pena, le difese di parte civile non hanno potuto tecnicamente interferire. La Corte d'Assise d'Appello ha quindi ratificato il concordato. Per quanto alle richieste delle parti civili, la sentenza conferma pienamente le statuizioni di primo grado in favore dei familiari e del compagno della vittima. La sentenza a questo punto, una volta pubblicate le motivazioni, sarà definitiva e non impugnabile. Sul femminicidio di Vanessa, almeno dal punto di vista processuale, viene così posta la parola fine. Anche il concordato, a nostro avviso, ha fatto la sua parte nel continuare a tenere i toni di questa vicenda il più possibile rispettosi per tutte le parti che sono coinvolte. Ed ora torniamo a parlare di vittime del lavoro. Purtroppo ieri c'è stata l'ennesima tragedia, si è verificata a Pasian di Prato negli stabilimenti della distilleria Durbino. A perdere la vita Italo Carpi, 55 anni, di Fagagna, che è stato trovato morto in una vasca piena di alcol puro. Sulle cause indaga lo Spisal. Tragedia sul lavoro alle porte di Udine. Un uomo di 54 anni, Italo Carpi, residente a Fagagna, dipendente della distilleria Durbino Friulia del gruppo Caffo, azienda con sede a Passons di Pasian di Prato, è morto dopo essere caduto all'interno di uno dei serbatoi pieno di alcol puro che la vittima stava ispezionando. Sono stati gli altri colleghi a notare la sua improvvisa scomparsa. Uno di loro è salito in cima e ha notato il corpo esanime riverso all'interno. Subito sono scattati i soccorsi con l'arrivo dei sanitari a bordo dell'ambulanza
mentre l'elicottero del 118 atterrato nella vicina piazzola i vigili del fuoco. Quest'ultimi con molte difficoltà sono riusciti a raggiungerlo e portarlo in superficie. Viste le sue condizioni disperate, è stato trasferito al vicino elicottero e da qui in volo ha raggiunto l'ospedale. Seppur celeri, ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri, gli ispettori dell'azienda sanitaria per i rilievi, indagini di polizia giudiziaria e il magistrato di turno, che ha preso la conferma della morte, ha disposto l'autopsia per chiarire le dinamiche, per comprendere se il decesso sia stato causato da un malore improvviso, da un'esalazione tossica o da un errore nelle procedure di manutenzione. I locali dove si è consumata la tragedia posti sotto sequestro, mentre la Procura della Repubblica nelle prossime ore, appena acquisita la documentazione, aprirà un fascicolo. Ed ora andiamo nel Vicentino, a Valbrenta. Oggi pomeriggio il funerale del ristoratore Gino Secco, che si è tolto la vita nei giorni scorsi nella piazza del paese, proprio nel giorno in cui gli ufficiali giudiziari dovevano eseguire lo sfratto. Ma ci colleghiamo subito in diretta con Vanessa Banzato. A te, Vanessa. Buongiorno. Buongiorno a te Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hai detto bene, proprio oggi pomeriggio alle 15:30 si svolgerà il funerale di Gino Secco, l'imprenditore 79enne che il 31 marzo scorso si è tolto la vita proprio all'interno del locale che gestiva da decenni, sparandosi un colpo di fucile al volto. Un dramma che ha letteralmente sconvolto, scioccato l'intera comunità di San Nazario, che ben conosceva Gino Secco, perché appunto lui con la sua trattoria conosciuta un po' in tutto il territorio aveva creato quel vero senso di comunità del paese. Una comunità, come il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, che è rimasta molto toccata da questo dramma, da questa tragedia, sindaco. Sì, è toccata ovviamente perché il luogo e la persona è un po' un punto di riferimento della comunità. Siamo insomma in piccoli paesi, il ristorante del paese, il bar del paese diventa ovviamente un punto di riferimento. Poi se lo è da molti anni, ovviamente in quel luogo si racchiudono un po' le storie di tutti e quindi le modalità di questa tragedia hanno sicuramente colpito l'intera comunità. Adesso come comune, come comunità anche come vi muovete per essere vicini alla moglie e alle due figlie? Dal punto di vista del comune è una situazione che ha sempre seguito con attenzione l'assessore al sociale Bombieri, che è stato per tanti anni sindaco di San Nazario. Ovviamente dal nostro punto di vista ci occupavamo di un'eventuale emergenza abitativa, che però in questo momento non c'è né per la figlia né per la moglie, in quanto si è ovviamente mossa tutta la rete familiare. Poi c'è l'aspetto comunitario, ma quello diciamo è un aspetto che non viene gestito dal comune, ma è partito spontaneamente da tante persone che erano legate a Gino e che quindi hanno avuto la possibilità di condividere un momento, a mio avviso, importante di analisi della situazione e di ricordo della persona che è venuta a mancare. Tra l'altro proprio questa comunità che ieri sera si è ritrovata per una veglia in centro a San Nazario. Sono stati momenti davvero toccanti e carichi di emozione. Allora chiederei proprio alla regia di mandare in onda il nostro servizio. Era la canzone che Gino Secco tanto amava, Zombie dei Cranberries. Gliel'hanno voluta dedicare, tra le lacrime e un dolore inimmaginabile, il fratello Fabio e la nipote Marion, arrivati da Strasburgo, dove vivono. Si sono esibiti nella piazzetta di San Nazario durante una veglia intima per ricordare il ristoratore che si è tolto la vita lo scorso 31 marzo, sparandosi un colpo di fucile al volto, proprio mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per sfrattare lui e la sua famiglia dal locale e dall'abitazione che occupavano da decenni. Una cerimonia toccante perché la tragica scomparsa di Gino Secco ha lasciato tutto il paese sotto shock, senza parole. Un epilogo drammatico, inconcepibile e inaccettabile. Lo hanno voluto ricordare gli amici, i clienti storici, chi voleva bene a Gino Secco e che si è stretto attorno alla moglie e alle due figlie. E oggi pomeriggio alle 15:30 si svolgerà il funerale del ristoratore 79enne nella chiesa di San Nazario.
Ecco, oggi pomeriggio si diceva il funerale, sono attese davvero tante persone. Sì, penso di sì, c'erano tante persone ieri, come si diceva, insomma. La trattoria è sempre stato un luogo di riferimento della comunità, ma di una comunità più ampia, perché ovviamente era conosciuto in tutto il Bassanese e quindi sicuramente ci saranno tante persone. E queste invece sono ore di tensione per le sorti dell'architetto bassanese 36enne Cesare Zilio, che si trova in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano, in prognosi riservata. L'uomo, ancora la giornata di domenica, è stato travolto da una slavina mentre stava facendo sci fuori pista in Alto Adige, dove si era recato appunto per passare le vacanze pasquali. È rimasto sotto la neve a 1,5 metri appunto di profondità. È stato trovato grazie all'allarme che è stato lanciato da un passante che è stato testimone anche di quanto stava accadendo. Era in gravissime condizioni quando è stato ritrovato, perché era in arresto cardiaco ed era in ipotermia, quindi i sanitari hanno lavorato a lungo per rianimarlo e adesso, dicevamo, si trova in prognosi riservata all'ospedale di Bolzano. Subito sul posto sono arrivati i genitori, perché tra l'altro Cesare Zilio è figlio dell'assessora bassanese ai servizi sociali Francesca Busa, che si è recata immediatamente assieme al marito e assieme all'altra figlia al capezzale appunto del figlio, per cercare di capire, di star vicino, ecco, in questi momenti davvero terribili. Abbiamo un servizio anche in questo caso che ripercorre un po' la vicenda, quanto accaduto la giornata di Pasqua in Alto Adige. Ancora un incidente gravissimo in montagna scuote il Bassanese. Sta lottando tra la vita e la morte Cesare Zilio, architetto di 36 anni, originario di Borso del Grappa, noto professionista che vive e lavora a Bassano, travolto da una slavina mentre si trovava in Alto Adige per le vacanze di Pasqua. Appassionato di sport e alpinismo, Zilio pare stesse risalendo verso Cima Grava quando una valanga, a causa delle temperature in innalzamento, si è staccata dalla montagna, battendosi sul 36enne che è stato trascinato per centinaia di metri. Scattati i soccorsi, il professionista è stato ritrovato sotto 1,5 metri di neve, in arresto cardiaco e in ipotermia. Dopo lunghe manovre di rianimazione è stato egli trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Bolzano, dove si trova ancora in terapia intensiva. Un copione che purtroppo si ripete a pochi giorni dalla tragedia in Tirolo, quando una slavina travolse e uccise Federico Giubilato, l'ingegnere di 42 anni di Cassola, in Austria, per una sciata fuori pista con gli amici. Intanto queste per Cesare Zilio sono ore cruciali. Sì, davvero ore cruciali. La vita dell'architetto 36enne appesa a un filo e noi vi daremo ragguaglio, cercheremo di tenervi aggiornati sulle condizioni di Cesare Zilio anche nei telegiornali di questa sera. Per il momento, Marta, da Valbrenta è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Noi ora continuiamo con la cronaca nel Padovano, perché è stato arrestato il grossista della cocaina tra i professionisti dell'Alta Padovana. È stato arrestato in Spagna. Si tratta di un latitante albanese ricercato dal 2022. Arrestato in Spagna un latitante albanese, narcotrafficante di cocaina al centro di un traffico di droga che coinvolgeva il territorio dell'Alta Padovana. Le indagini sono partite dopo le dichiarazioni di un collaboratore ai carabinieri di Cittadella. Nel 2022 l'uomo era già finito al centro di un'inchiesta dopo il sequestro di un carico di 4 tonnellate di cocaina da parte della DDA di Trieste e della Guardia di Finanza di Venezia. Ma l'uomo si era dileguato nel nulla. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo. La procura di Padova e i carabinieri hanno ricostruito la rete di approvvigionamento grazie a movimenti di 2 corrieri che si rifornivano dal 28enne albanese. La cocaina poi veniva spacciata tra i professionisti dell'Alta Padovana. I carabinieri sono arrivati in Spagna seguendo i viaggi che spesso il padre dell'albanese, residente nel veneziano, faceva a Barcellona. Il 28enne ora è detenuto nel carcere veronese di Montorio. Vandali in azione, questa volta l'ennesimo raid è avvenuto all'interno del cantiere del nuovo asilo nido di Cadoneghe. La rabbia del sindaco per possibili ritardi nella consegna delle opere.
I ladri, approfittando del fine settimana e delle festività pasquali, sono entrati nel cantiere del nuovo asilo nido montessoriano in costruzione in via Guidi a Cadone. Il sindaco Marco Schiesaro ha già denunciato tutto ai carabinieri e ha avvisato i cittadini pubblicando le foto del raid vandalico. Cavi di rame strappati e portati via, così come ingenti quantità di materiale elettrico ed edile. Durante il furto i ladri hanno provocato danni ingenti ai cartongessi e alle pareti. L'azione dei ladri porterà ritardi nel cantiere, già provato dall'aumento dei costi delle materie prime. La conta dei danni da parte del comune è iniziata. Il costo dell'asilo è di oltre 2 milioni di euro, cifra che comprende anche l'incremento dei costi in corso d'opera. Si tratta di un fatto gravissimo e increscioso. Colpire un cantiere che realizza un servizio per bambini e per famiglie significa colpire l'intera comunità, ha scritto il sindaco Schiesaro. Chi ruba e danneggia non crea solo un danno economico, ma mette a rischio tempi, sicurezza e continuità dei lavori, ha concluso il primo cittadino. Questo dunque a Cadone, che vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, i vandali in azione anche a Quinto di Treviso con l'ennesimo atto vandalico. La scorsa notte i teppisti sono tornati a colpire, questa volta nella zona industriale vicina alle piscine. Ad essere presa a sassate ora è stata una bacheca per le comunicazioni del comune, ed anche in questo caso i vandali hanno spaccato i vetri. Il danno è minore rispetto a quello della notte tra sabato e domenica scorsi, quando una banda molto probabilmente di ragazzi ha fracassato a colpi di pietra le vetrate sul retro della sala comunale Lorenzo Lotto, provocando un danno di circa 10.000 euro. Resta comunque un atto molto grave, anche perché il danno, l'ennesimo, è ad un bene della comunità, afferma il sindaco Ivano Durigon, che ieri ha presentato denuncia ai carabinieri. La cronaca ora ci porta nuovamente nel Vicentino dopo la tragedia del pomeriggio di Pasquetta costata la vita ad un 21enne padovano scivolato nell'astico. Siamo tornati ad Arsiero perché dopo questa tragedia, l'ennesima, si cerca di mettere in sicurezza l'astico, quindi quell'area particolare che tra l'altro è particolarmente frequentata soprattutto nelle belle giornate come era appunto quella di Pasquetta. Abbiamo in collegamento Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in località Pria di Arsiero, come vedete alle mie spalle una zona contraddistinta da rocce e dislivelli, insomma una conformazione che richiede particolare attenzione, una zona che viene anche molto frequentata da turisti, da giovani per i picnic, soprattutto nelle giornate festive, e che purtroppo non è nuova a tragedie come quella che anticipavi tu, la morte del giovane Alessio Nicolas Popa, il 21enne scivolato nell'astico proprio il giorno di Pasquetta, i cui funerali si terranno domani pomeriggio nella chiesa ortodossa di Loreggia, e di questo ce ne parlano i colleghi di Padova con il prossimo servizio. Sarà la chiesa ortodossa di Loreggia a ospitare domani alle 14.30 i funerali di Alessio Nicolas Popa, il 21enne di Borgoricco, morto il pomeriggio di Pasquetta dopo essere scivolato incontro a Pria ad Arsiero nelle gelide acque del torrente Astico. Un incidente è avvenuto mentre il giovane stava trascorrendo un giorno di festa con un gruppo di amici. Erano le 17.30 quando Alessio Nicolas è scivolato sulle rocce battendo la testa e cadendo in acqua sotto gli occhi degli amici, che subito hanno avvisato i soccorsi. Rintracciato e tratto a riva dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per il 21enne non c'era ormai più nulla da fare. Dopo il nulla osta arrivato dall'autorità giudiziaria berica, il funerale, che per volere della famiglia sarà un saluto doloroso ma grato per la vita di un ragazzo che si era fatto voler bene dalla mamma e dal papà, dal compagno della mamma e dalla sorella, ma anche dagli amici. Era affezionato ai genitori, a tutti e due, tanto. È un ragazzo che ha finito gli studi e ha trovato subito lavoro. L'hanno preso al primo colpo. Era una consolazione per i genitori di quei ragazzi che tutti vorremmo avere.
Nella casa di San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco, dove Alessio Nicolas Popa viveva con mamma Gina e Marius, grande il dolore per una morte difficile da accettare. Dopo gli studi il 21enne aveva iniziato a lavorare alla nuova Ompi di Piombino Dese. Alla famiglia si sono stretti anche il sindaco di Borgoricco, Gianluca Pedron, e l'amministrazione comunale. Prima del funerale, nella chiesa ortodossa sarà allestita una camera ardente per chi vorrà porgergli un ultimo saluto. E ovviamente al cordoglio si unisce anche tutta l'amministrazione di Arsiero, che non è nuova purtroppo a questi incidenti dall'epilogo tragico. Rinnovano l'appello all'attenzione e nella prossima intervista al vice sindaco ci parlerà anche delle migliorie che tendenzialmente si possono apportare per rendere la zona in sé più sicura. Sentiamo insieme il vice sindaco, poi la linea può tornare allo studio. Il cordoglio, voi vi unite alla famiglia? Assolutamente sì, è un cordoglio che colpisce tutta la comunità, perché la Pria fa parte di un patrimonio della comunità, è un luogo bellissimo che però presenta delle difficoltà, presenta delle asperità proprio per la sua natura geologica. È un luogo che va quindi rispettato, anche se evidentemente goduto. Ci vuole particolare attenzione, perché appunto ci sono delle insidie che magari a persone che non conoscono il luogo, inesperte, non possono essere evidenziate così ad occhio nudo. Voi come amministrazione state mettendo in campo anche di tutto per rendere sicura la zona, anche in vista del divieto di balneazione? Allora sì, come diceva già il sindaco prima, c'è un problema di viabilità e quello abbiamo cercato di affrontarlo imponendo certe regole, regolando i parcheggi eccetera, con delle guardie. Per quanto riguarda il divieto di balneazione, c'è tutta una procedura per poter arrivare a questo, ma credo che sia un'altra forma per poter disincentivare comportamenti non corretti e non consoni soprattutto al luogo. Per quanto riguarda poi la condivisione degli spazi, come veniva segnalato giustamente dal sindaco, questo sito viene goduto anche dagli utenti perché dall'altra parte del torrente è Comune di Cogoglio del Cengio, e pertanto sarà necessario condividere anche gli interventi in questo senso, proprio per cercare di ridurre al minimo le possibilità di rischio e di eventi di questo tipo, insomma. Ecco. Ed ancora cronaca, 19enne trevigiana aggredita da un gruppo di ragazzi nel parcheggio della discoteca Area di Mestre perché transessuale. La giovane filma la violenza e denuncia alle forze dell'ordine. Derisa, strattonata, tirata per i capelli e buttata per terra per la sua identità sessuale. È stata un'aggressione di gruppo violenta, quella nei confronti di una 19enne trans originaria della provincia di Treviso. La giovane era andata alla discoteca Area City di Mestre per la serata evento di Chadia Rodriguez, rapper italo-marocchina. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, gli insulti sarebbero iniziati già all'interno della discoteca. È stato nell'area fumatori. Il primo incontro ravvicinato con una decina di ragazzi che l'hanno prima strattonata, poi tirata per i capelli e fatta cadere a terra. Lì il furto della sua sigaretta elettronica. Ma con il passare delle ore la tensione sarebbe aumentata, tanto che al momento dell'uscita dal locale, nel parcheggio privo di telecamere, un gruppo più numeroso, circa una trentina di ragazzi, secondo la giovane, avrebbe accerchiato e aggredito lei e le sue amiche con spintoni, calci e insulti. Le vittime sono riuscite a documentare parte dell'accaduto con il proprio cellulare. Sul posto la polizia, ma gli aggressori al momento si erano già allontanati. Ed ora andiamo sui colli euganei con le razzie dei cinghiali. A Baone gli ungulati hanno distrutto un intero raccolto. Sentiamo la disperazione dei produttori al microfono di Francesco Ratai.
Siamo a Rivadolmo di Baone, sui Colli Euganei, dove la produzione di bisi, di piselli è rinomata. C'è anche una famosa fiera dei bisi. E siamo qua insieme ai titolari dell'azienda agricola Roncolato perché il fenomeno dei cinghiali è diventato devastante nel senso che ha bruciato tutta la produzione di quest'anno. Di quest'anno, certo. Purtroppo, nonostante che siamo tutelati attorno a tutta corrente, non so come mai, perché continuano a entrare. Avevamo già esperienze di precedenti anni, ma quest'anno proprio ci hanno lasciato proprio a piedi con il raccolto. Ecco, quest'anno avete seminato due volte, ma tutte e due le volte, nonostante le protezioni che avete messo lungo i campi, non c'è stata possibilità di salvare praticamente niente. Buttato via quanto? Una produzione stimata più o meno di 8-10 quintali. Purtroppo i clienti che abbiamo da anni quest'anno non possiamo accontentarli. A discapito nostro e anche dei clienti. Ecco, voi cosa chiedete? Voi siete qua nel Parco dei Colli Euganei, ci sono i selettori, però voi chiedete... Ci sono i selettori che quest'anno non sono mai intervenuti, non so il motivo, il parco dovrebbe saperlo come mai hanno bloccato questi selettori, perché una volta venivano, non grandi cose, però... Era un motivo perché i cinghiali stessero magari lontani. Qualche uccisione veniva fatta, però quest'anno zero. Quando arrivano può essere, che ne so, una giornata che piove, riescono a passare, ma in una notte fai 10 file lunghe 150 metri, in una notte li aprono tutti e li consumano, li mangiano. Ecco, la vostra paura, signora Oriana, è anche legata alla vigna. Voi avete anche vigna. Certo, ogni anno abbiamo una perdita di raccolto anche sull'uva, certo che sì. La tirano giù e tutta per terra la troviamo anche pestata, proprio un raccolto. Dopo un anno che ci vai dietro a vedere sto raccolto consumato, ti viene da piangere, dai, non è possibile veramente. Ecco, c'è un appello che vuole fare alle istituzioni? Certo che sì, noi coltiviamo per i cinghiali, basta che ci diano un reddito mensile, perché noi siamo un'azienda a titolo principale, azienda agricola, mio figlio vive con questo reddito. Se loro ci danno un sussidio, visto che lo Stato anche ne dà tanti, che tutelano anche queste aziende agricole che devono vivere, e noi coltiviamo per loro. Nessun problema, basta metterci d'accordo. Ecco, però voi dite noi vogliamo lavorare, dateci una mano nel controllo dei cinghiali. Certo che sì, ma adesso ultimamente ci sono anche i caprioli che abbiamo impiantato le vigne piccole e ci hanno mangiato i germogli. Anche lì abbiamo avuto, adesso sento parlare anche che prossimamente ci saranno anche i lupi. Ma qua sui Colli Euganei si vive dell'agricoltura, non è che si vive agricoltura e turismo. E poi Baone è un territorio, è uno dei comuni che proprio a livello industriale non ci sta niente, solo agricoltura, vino, miele e olio. Basta, non ci sta altro. Se va tutelato? Penso proprio di sì, altrimenti cambiamo lavoro o ci devono garantire minimo un reddito. Altrimenti non so, non ho parole veramente. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, ancora cronaca. È un 32enne marocchino il responsabile di almeno 6 furti in provincia di Treviso operati tra gennaio e febbraio. L'uomo è stato preso grazie alle telecamere di videosorveglianza, ora ai domiciliari con braccialetto elettronico.
La settimana scorsa abbiamo eseguito una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica proprio nei confronti di un soggetto, un marocchino di 32 anni, che si è reso responsabile di tutta una serie di furti. Per quanto ci riguarda abbiamo cristallizzato sicuramente almeno 4 furti commessi qua nel comune di Treviso a danno di altrettanti esercizi commerciali. Aveva terrorizzato i commercianti della marca trevigiana per mesi. Ora è agli arresti domiciliari e con braccialetto elettronico il marocchino 32enne domiciliato a Morgano, responsabile dei furti commessi tra il 22 e il 30 gennaio scorsi ai danni della pasticceria Nascimben, dell'osteria al Bassanello e della lavanderia Multiservice di Treviso. Lo stesso soggetto era già stato arrestato per i furti a danno della farmacia Santa Cristina di Zero Branco e del locale Spiga d'Oro di Treviso nelle giornate del 30 gennaio e dell'11 febbraio scorsi. Il modus operandi era sempre lo stesso. Di solito infrangeva la vetrina o forzava la porta d'ingresso, si appropriava di pochi spiccioli che erano contenuti o nel registratore di cassa o addirittura a volte anche nei vasetti delle mance per le persone, insomma per coloro che servono al bancone di mescita, e poi scappava. Grazie alle immagini di videosorveglianza che avevano ripreso il giovane siamo riusciti a dimostrare la sua presunta responsabilità in tutti questi reati, in questi eventi. Ora l'uomo ai domiciliari e con supplettive e precise misure cautelari. Premetto che comunque già è stato dato il divieto di ritorno nel comune di Treviso, quindi è comunque un avviso orale, quindi tutta una serie di misure preventive. Adesso è agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, quindi i suoi movimenti sono sicuramente controllati. Nessuna banda organizzata quindi, ma un disperato, come molti avevano descritto. Sì, confermo, si tratta di un soggetto probabilmente affetto anche da dipendenze da droga. Un soggetto che già a Morgano, dove risiede, aveva colpito più di una volta proprio per procurarsi la droga. Grandi danni come sempre, ma bottini piccoli. Ad alcuni esercizi all'interno di impianti sportivi di Morgano aveva fatto alcuni furti, e anche in quel caso attraverso le immagini di videosorveglianza eravamo riusciti a ricondurre alla sua responsabilità. Ed ancora cronaca, un uomo di 48 anni di Villorba, dipendente del comune di Asolo, è rimasto ferito in un incidente stradale. L'uomo è stato accolto all'ospedale di Treviso in prognosi riservata, era alla guida di una Fiat Panda in servizio che si è scontrata violentemente contro un furgone. L'incidente è avvenuto ieri, poco prima delle 13:30 a Villa d'Asolo, all'incrocio tra la provinciale 6 che porta a San Vito di Altivole. All'origine dello scontro, secondo la polizia locale, una mancata precedenza. Il conducente della Panda, finito fuori strada, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Lo hanno liberato i vigili del fuoco ed il personale di Pedemontana Emergenza. Il dipendente comunale è stato trasferito al Cafoncello con l'elisoccorso ed è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Mestre il 58enne alla guida dell'auto nella quale ha perso la vita Domnica Darajdic, l'operaia 56enne residente a Chiarano, rimasta coinvolta nello schianto di Ceggia il pomeriggio di Pasquetta. Una composizione di fiori davanti alla porta del magazzino messa dai figli, una comunità attonita per la tragedia che nel tardo pomeriggio di Pasquetta a Ceggia è costata la vita a Domnica Darajdic, 56enne di origine romena, residente a Chiarano, mentre il compagno, 58enne, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre. La coppia, a bordo di una Dacia Duster, stava rientrando da una gita al mare all'altezza dell'incrocio di Pradi Levada, lo schianto violentissimo contro un Audi. L'auto della coppia è finita nel fossato, l'impatto è stato fatale per la donna, l'uomo è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero. In via Monsignor Ferrari a Chiarano, dove la coppia abitava, è profondo il cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Domnica. Tutti la ricordano come una donna gentile, educata, grandissima lavoratrice, inserita con tutta la famiglia nella comunità. Con le lacrime agli occhi una vicina ci racconta che prima di partire la coppia aveva chiesto anche a lei e al fidanzato se volevano andare in gita
andata al mare con loro. Non avevano voglia di uscire e sono rimasti a casa, ed è stata l'ultima volta che hanno visto Domenica. Una donna che amava la vita, gli animali, usciva di casa sempre in compagnia del cane che portava a correre nel giardinetto del quartiere. Anche ieri pomeriggio il cane era in auto con lei. Dopo l'incidente era fuggito, spaventato, è stato ritrovato questa mattina in campagna vicino al luogo dell'incidente. Domenica lascia nel dolore i 2 figli ed i nipoti. Alla famiglia si stringe la comunità. Mi spiace tantissimo per la signora perché abita qua da noi da parecchi anni, ha anche la figlia con il nipote e quindi ne siamo completamente addolorati. Ed il ricordo degli amici di Diego Comacchio, il motociclista 67enne di Castelfranco, morto mentre tornava a casa dalla gita di Pasquetta a Rossano Veneto. Riservato, preciso, gentile e con 2 grandi passioni, il lavoro e la moto. Diego Comacchio, 67 anni, di Castelfranco Veneto, è descritto così da tutti quelli che lo conoscevano, colleghi e amici. Purtroppo la sua vita si è spezzata a Rossano Veneto, mentre in sella all'inseparabile 2 ruote aveva deciso di godersi la Pasquetta, macinando chilometri. Molte le persone con cui abbiamo parlato di Diego a Castelfranco, dove viveva da sempre, ma tutti hanno fatto la stessa scelta, no a ricordi davanti alla telecamera. Lui stesso, ci hanno detto, così riservato, non avrebbe voluto. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Bassano del Grappa. Alle 16:30 Comacchio stava percorrendo via San Lorenzo, il tratto della provinciale Zelina che collega Cassola con Rossano Veneto. Improvvisamente lo schianto con una Renault Clio condotta da una 50enne del posto. Comacchio è morto praticamente sul colpo, inutile l'arrivo dei sanitari del SUEM e dell'Eli Soccorso. Nell'agenzia assicurativa Allianz, in centro a Castelfranco, dove lavorava da 1990, colleghi e colleghe sono scossi. Per tutta la giornata un mesto via vai di amici e familiari, il fratello e la sorella, perché Diego non aveva figli, gentile con tutti, punto di riferimento al lavoro, buono nonostante il fisico imponente che poteva incutere soggezione. Diego era molto conosciuto a Castelfranco per il lavoro e l'amore verso la moto, che trapela anche dai social. Con lui un gruppo di una 15ina di amici che regolarmente viaggiavano in Italia e all'estero. Nei prossimi giorni avevano organizzato un motoraduno a Feltre che è già stato cancellato. La data del funerale non è ancora stata fissata. In attesa di sapere quando sarà possibile celebrare i funerali di Daniele Fraccone e Cinzia Iadarola, i coniugi morti in Liguria al giorno di Pasqua, la comunità si stringe ai 2 figli. La coppia era molto conosciuta ad Oderzo. Mazzi di fiori appesi al cancello della casa di Daniele Fraccone e Cinzia Iadarola a testimonianza di quanto questa coppia fosse amata. I cani che abbaiano in attesa dei padroni che non torneranno più. Medico ortopedico lui, psicologa e psicoterapeuta la moglie, notissimi a Oderzo dove vivevano e lavoravano. Cinzia Iadarola, libera professionista con studio nella centralissima piazzetta Tomitano. Il dottor Fraccone, in pensione dopo tanti anni di attività all'ospedale di Oderzo, continuava a collaborare con l'ospedale di San Donà. Sono morti nel pomeriggio di Pasqua in Liguria in un incidente nei pressi di Sarzana, nello scontro tra il loro scooter ed un'auto. Erano andati a trascorrere qualche giorno di vacanza per coltivare la loro grande passione, quella dei viaggi. Per cui appena potevano avevano il camper, andavano magari per 3 giorni come stavolta qui in giro e poi lasciavano il camper da qualche parte e con uno scooter giravano. E così avevano fatto anche per le vacanze pasquali. A casa li aspettavano i 2 figli, Stefano, medico come il padre ed in servizio al CRO di Aviano, e Giulia, che lavora in uno studio di design. A Oderzo erano molto conosciuti ed in tanti in queste ore di dolore si stringono alla famiglia. Venivano a fare la spesa qui, quindi da quando si sono incendiati circa 20 anni fa li ho conosciuti bene, con i 2 figli meravigliosi, Stefano e Giulia, quindi una famiglia bellissima. Sposati da 38 anni, erano una coppia molto unita ed affiatata. Anche la loro casa riflette l'altra grande passione del dottor Fraccone, quella per il mosaico. Daniele che aveva la passione per il mosaico e per tutti i lavori che si è fatto a casa, perché la casa l'ha costruita un po' alla volta lui su suo piacimento, e lei è una bella persona. Ancora non si sa quando le salme torneranno in Veneto e verranno celebrati i funerali.
Ancora cronaca da Mestre, Rottweiler scappa dal guinzaglio e morde un bambino di 7 anni mentre passeggiava con i genitori. Un morso violento ma che non ha leso arterie o nervi. Il bambino è ferito, sta bene, la prognosi è di pochi giorni. Poteva succedere il peggio al bimbo di 7 anni azzannato mentre era a passeggio con la sua famiglia in via Cavallotti a Mestre. Il Rottweiler di un 17enne di origine straniera è fuggito al controllo del padrone e questione di attimi ha azzannato il piccolo di 7 anni al braccio sinistro. Da subito le condizioni del piccolo sembravano gravi, per questo i genitori hanno chiamato i soccorsi che hanno trasferito il bimbo all'ospedale di Mestre, dove tuttora resta sotto osservazione. Sul posto anche la polizia locale per le indagini del caso. Il padrone del cane non si era infatti fermato al momento dell'aggressione, ma è stato rintracciato e successivamente denunciato dagli agenti. È morto a 86 anni il magistrato Pietro Calogero, il suo nome legato all'inchiesta del 7 aprile contro il terrorismo a Padova, ha commosso il ricordo dell'ex sindaco Flavio Zanonato. La magistratura ancora tiene botta e svolge il suo compito, conosce il sacrificio, conosce la capacità anche di svolgere i propri compiti andando oltre che sono gli steccati del dovere in senso stretto. Una vita al servizio della giustizia, quella di Pietro Calogero, morto a Padova a 86 anni, come testimoniava in questa intervista realizzata all'apertura dell'anno giudiziario a Venezia nel 2012. Magistrato simbolo della lotta all'eversione degli anni 70, ha legato il suo nome all'inchiesta che esattamente 47 anni fa, il 7 aprile del 1979, portò in carcere Emilio Vesce, Oreste Scalzone, Toni Negri e gran parte dell'organigramma del movimento di autonomia operaia. Molti degli incarcerati risultarono non imputabili per la giustizia italiana, tanto che in quegli anni fu coniato il termine teorema Calogero. Tra le persone a lui vicine, l'ex sindaco di Padova ed ex ministro Flavio Zanonato. Mi mancherà moltissimo perché continuavamo a vederci in un gruppetto di amici almeno una volta al mese, poi c'era una festa poco prima di Natale. È una persona squisita, mossa da un senso di giustizia e di imparzialità nelle sue indagini davvero ammirevoli, per cui se si rendeva conto di imboccare un percorso sbagliato lo abbandonava e ripartiva cercando ulteriori elementi nella giusta direzione. Procuratore capo a Padova per oltre 15 anni, Calogero ha concluso la sua carriera come procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia. Siciliano d'origine, madre vietnamita, si è laureato a Messina nel 1963 e aveva compiuto 86 anni lo scorso dicembre. Non basterebbe un libro a ricordare il lavoro di Pietro Calogero, davvero mio grande amico, è morto a 86 anni e quindi ha vissuto abbastanza a lungo, però non a lungo, aveva ancora un'enorme voglia di vivere. Nella ultima vicenda sul referendum si era impegnato per far votare no, quindi aveva una vivacità mentale ancora fresca. Purtroppo ha vissuto a lungo ma non abbastanza per quanto avrebbe voluto ancora fare. I funerali si terranno venerdì alle 15:30 nella chiesa di San Fidenzio di Sarmeola di Rubano. Ed ora andiamo a Palazzo Balbi, dove sta parlando ora il Presidente della Regione Alberto Stefani per il premio conferito questa mattina a Claudio Baglioni. Per il Consiglio regionale e sarà una proposta che vuole bloccare i social network sotto i 14 anni, oggi luogo pericoloso dove si annida cyberbullismo, dove si annida addescamento di minori, dove ci sono eccessive immagini e contenuti video di scene di violenza esplicita. Oggi noi dobbiamo tutelare l'infanzia e la preadolescenza di questi ragazzi. Non possiamo far sì che questi giovani siano esposti a violenza, a giudizi anche spesso anonimi, inopportuni, che provocano disagio psicologico, disturbi alimentari. L'esplosione dei disturbi alimentari è anche uno di questi effetti e non possiamo pensare di lasciarli soli in un luogo pericoloso come i social network. Esiste una maggiore età per guidare l'auto, esiste una maggiore età per poter testimoniare in giudizio, deve esistere
assistere una maggiore età anche dal punto di vista digitale per l'utilizzo dei social network. Ringrazio il Presidente Stefani, qui da Palazzo Balbi è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie. Ilaria Marchiori, non so se riesca a sentirmi. Ilaria, no, non mi sente Ilaria, va bene, allora ne parleremo nelle prossime edizioni dei TG, perché questa mattina l'intervista che avete sentito è stata al Presidente Stefani appunto a margine della cerimonia che c'è stata questa mattina a Palazzo Balbi per la consegna a Claudio Baglioni del riconoscimento ambasciatore della bellezza 2026. Vedremo naturalmente anche le parole del cantante, che aveva tra l'altro un legame speciale anche con la nostra regione. Noi ora continuiamo con la cronaca, perché la Procura di Rovigo ha indagato un 55enne per le minacce contro la deputata polesana del PD Nadia Romeo. Questo cartello di minacce, scritto a mano e indirizzato alla deputata polesana del Partito Democratico Nadia Romeo, era apparso nella tarda serata di giovedì 2 aprile all'ingresso della sede della CGIL di Rovigo. Dopo 48 ore di indagini, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati un 55enne nato a Monselice, nei confronti del quale la procuratrice Manuela Fasolato ha firmato un decreto di perquisizione e sequestro eseguito dalla Digos. L'uomo deve rispondere di minaccia aggravata e violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati dall'aver agito con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. A rendere possibile l'identificazione e l'esame delle telecamere di videosorveglianza avviato subito dopo il fatto dalla polizia. Al momento l'indagato non risulta appartenere al movimento Casa Pound, sono tuttavia in corso ulteriori accertamenti. Nadia Romeo, a cui erano arrivati attestati di solidarietà bipartisan, è uno dei 32 deputati di opposizione sospesi dopo che lo scorso 30 gennaio avevano occupato la sala stampa della Camera per impedire lo svolgimento di una conferenza stampa sulla remigrazione che tra i relatori prevedeva anche il portavoce di Casa Pound. Ed ora torniamo a parlare delle tensioni in Medio Oriente, della crisi energetica. Saver assicura ai passeggeri a Venezia voli regolari e nessuna limitazione del rifornimento del carburante per gli aerei. Problemi di carburante all'aeroporto di Venezia non ne abbiamo e riteniamo che se la situazione rimane immutata continueranno a non esserci. Certo, la tensione rimane alta, ma le limitazioni di approvvigionamento di carburante negli aeroporti di Venezia e Treviso, oltre che di Milano Linate e Bologna, annunciate sabato come conseguenza della guerra in Iran dalla RBP Italia, che fa capo alla multinazionale energetica britannica, leader mondiale nel settore petrolifero, non hanno avuto alcun impatto sull'operatività degli scali. La comunicazione arriva direttamente da Save, la società che gestisce tra gli altri gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona. Abbiamo sempre operato regolarmente e continueremo a farlo, non ravvediamo problemi in quanto abbiamo due fornitori principali che non sono ARBP. ARBP è un fornitore secondario che lavora peraltro con pochissime compagnie aeree che si appoggiano al nostro scalo. Siamo molto tranquilli e vogliamo trasmettere anche questa tranquillità ai nostri passeggeri. Secondo Save, la pluralità di fornitori mantiene pienamente sotto controllo l'approvvigionamento di carburante. È un elemento che garantisce continuità e sicurezza. Anzi, sul fronte del traffico aereo, il periodo pasquale ha confermato un andamento molto positivo, con flussi sostenuti sia in arrivo che in partenza, tanto che il 2026 si sta distinguendo in questo senso per una crescita significativa rispetto all'anno precedente. Il 2026 ci vede con un traffico in crescita importante rispetto al 2025 e stiamo anche performando sopra budget. Questa situazione peraltro in questo appunto mesi non ha avuto nessun impatto e prevediamo anche che possa esserci in generale per i paesi ritenuti safe, come sicuramente lo è l'Italia, la Spagna, potrebbero diventare mete di destinazioni attirando un traffico ancora più importante durante i prossimi mesi estivi. In un contesto internazionale che tende a favorire destinazioni percepite come sicure, Italia
Italia e Spagna stanno rafforzando la loro attrattività, tanto che a Save ci si attende un'ulteriore crescita dei flussi turistici nei mesi estivi, con ricadute positive anche per il proprio scalo. Ecco, ora torniamo a Venezia. Vi dicevamo poco fa della conferenza stampa che c'è stata stamane a Palazzo Balbi per il conferimento al cantante Claudio Baglioni del riconoscimento regionale di ambasciatore della bellezza 2026. Ebbene, sentiamo l'intervista al cantante. Bellezza va seminata. Allora, la bellezza esiste già e quindi andrebbe scovata, rintracciata, stanata, però c'è una bellezza da inventare continuamente in ogni epoca, ogni giorno, e quindi sì, è una sorta di semina, perché insomma per avere un raccolto bisogna possedere almeno le prime materie, insomma i semi da buttare, e qualche volta si riesce a raccogliere. La sua prima esperienza a Venezia, o meglio al Lido, non è stata proprio positiva. No. Perché? Perché è normale che sia così, è persino bello, perché uno può contare la distanza che c'era da un clamoroso insuccesso fino invece al momento in cui le cose cominciano ad andare bene, e questo è un motivo di vanto, è in tanta incertezza che ognuno di noi può avere anche nel cammino della vita. Guardarsi indietro e dire vedi, però ero quello che già alla seconda canzone veniva buttato via giù dal palco, invece oggi insomma le cose vanno decisamente meglio. Questo è il migliore dei premi e la più grande delle gratificazioni. E questo può essere... Signori, dobbiamo veramente andare. Scusate, Venezia città fragile, come la si presenta? Venezia città fragile. Venezia è... a volte io penso addirittura che non esista davvero, insomma, quindi è un incanto per questo, è qualcosa cioè, dentro la quale trovarsi e rotolarsi e ballare e sognare. È veramente, insomma, per chi viene da fuori, non mi posso mettere nei panni di chi ci abita, di chi ci è nato e di chi vive molta parte della sua vita in questa città, ma chi arriva da fuori è convinto che sia qualcosa di irreale, che sia una grande favola. Posso dire l'impegno ambasciatore della bellezza è anche un impegno importante. Infatti. Sì. No, io quando l'ho sentito devo dire anche, insomma, per non far la figura di quello, sì, eccomi, arrivo. No, va bene, insomma, poi essere ambasciatori, come dicevo, alla fine insomma si è un po' salvati dal fatto che quando uno è ambasciatore, insomma, non è responsabile né del successo né dell'insuccesso di una missione. Però mi fa piacere perché comunque, insomma, anche negli ambiti di una disciplina popolare come quella della musica che io faccio, che tanti di noi fanno, si possono cercare degli appuntamenti che non siano sempre i soliti, che non siano dettati solo dal sistema o dal mercato, ma occasioni nelle quali poter tentare delle nuove strade, cercare di sorprendere se stessi e il pubblico. Questa è sempre la migliore delle possibilità. Venezia è adesso. Grazie. Venezia adesso e Venezia, come il mio titolo era La vita adesso, il sogno è sempre, ma è anche un sogno che è sempre. Ecco, allora queste le parole di Claudio Baglioni a Venezia a margine della consegna del riconoscimento ambasciatore della bellezza. Continuiamo con un servizio di cronaca perché l'altra notte uno spaventoso incendio ad Albettone ha distrutto il magazzino del ristorante La Torre della famiglia di Gio Formaggio, ex consigliere regionale. Siamo una famiglia positiva, ripartiamo subito, infatti siamo stati qua tutta la notte a pulire, a tirare fuori le cose e resta il dispiacere, insomma, perché avevamo tante cene, tanti catering da fare, è andato distrutto in pratica tutto, però
già stasera riapriamo il ristorante in qualche modo, da buoni veneti. Gio Formaggio ostenta coraggio e ottimismo nonostante il duro colpo subito. Verso la mezzanotte di Pasquetta il magazzino dei ristoranti di famiglia di Lovertino è andato a fuoco, una pesante fatalità. L'innesco pare sia derivato da un cortocircuito di una cella frigorifera. L'ex consigliere regionale esclude tassativamente che possa esserci il sospetto di un gesto doloso, derivato magari dal recente annuncio del suo ingresso nel partito del generale Vannacci. No, assolutamente no, non riguarda niente di tutto ciò. E con i vigili del fuoco, che ritorno a ringraziare, perché se arrivavano 10 minuti dopo non ci sarebbe più niente del ristorante. 200.000 euro di danni la prima stima tra la struttura diventata inagibile e gli alimenti stoccati per 14 eventi già programmati. Fortunatamente la sala e le cucine sono state risparmiate dalle fiamme. Quando ho visto i miei fratelli piangere stanotte gli ho detto: ragazzi, bisogna farsi sulle maniche e ripartire più forti di prima. Ringrazio anche i tanti clienti che mi hanno già mandato dei messaggi di solidarietà. La solidarietà non è mancata non solo in paese attorno all'ex sindaco, in tanti si sono stretti per aiutare. La situazione, come avete visto, è pesante. Fortunatamente, la cosa importante è che non ci sia fatto male nessuno. Adesso cerchiamo di operare, intervenire velocemente, dividendo, liberando il locale, mettendo tutto in sicurezza. Ecco, che tempi ci saranno? Per il momento si riesce a fare una stima di massimo? Ma cerchiamo già di intervenire in giornata, comunque qua qualche giorno di lavoro c'è sicuramente per mettere in sicurezza. Quello che dispiace di più è questo, c'era il lavoro della mia famiglia, dei miei fratelli, che qua stiamo parlando di 300 euro di carne e ce n'erano una ventina appese e poi la tradizione veneta è andata distrutta, nel senso è brutto perché è il lavoro di una vita. Primo caso di West Nile nel 2026 in provincia di Padova. Si tratta di un uomo residente in città rientrato da un viaggio in Thailandia. Desidero rassicurare la popolazione in merito alla notifica di un caso di West Nile segnalato il 19 marzo. Si tratta di una segnalazione relativa a una persona rientrata da un paese tropicale dove è nota la possibile circolazione del virus. La situazione non rappresenta un motivo di allarme per la comunità. Così il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'USS Eugania, il dottor Luca Sbrogiò, in merito al primo caso di West Nile nel Padovano nel 2026. Si tratta di un caso di importazione individuato il 19 marzo appunto, che ha riguardato un uomo rientrato da un viaggio in Thailandia. Il comune euganeo intanto avvierà dal 13 al 30 aprile la disinfestazione larvicida nelle aree pubbliche partendo da Brusegana, mentre resta alta l'attenzione anche su dengue e chikungunya. È tuttavia importante non sottovalutare la prevenzione, soprattutto quando si viaggia in aree a clima tropicale, ha detto il dottor Sbrogiò in una nota. Raccomandiamo l'uso di abiti protettivi come maniche lunghe e l'impiego di repellenti per insetti. Al rientro, in presenza di sintomi sospetti, è fondamentale rivolgersi tempestivamente al proprio medico. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, spazio all'approfondimento dedicato ad un tema di grande attualità, purtroppo diciamo, perché stiamo parlando di sicurezza nei luoghi di lavoro in una regione che purtroppo è segnata a livello nazionale come arancione per quanto riguarda le tragedie sul lavoro. Nel 2025, l'anno scorso, sono stati ben 111 decessi che si sono verificati in Veneto. Quest'anno, da inizio anno 2026, sono già 9 le vittime, senza contare naturalmente gli incidenti
con feriti, quindi una piaga che necessariamente bisogna cercare di affrontare a 360 gradi. Vi presento quindi subito quelli che sono gli ospiti di oggi. Ringrazio per essere qui con noi Enrico Maset, presidente di Confartigianato di Vittorio Veneto, buongiorno, grazie per essere con noi. Renato Martin, direttore di Formedil, che è appunto l'ente che si occupa di formazione proprio per quanto riguarda la Confartigianato, e poi abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, il professor Gianni Finotto, docente dell'Università Ca' Foscari di Venezia e docente anche al master proprio in scienza e tecnica della prevenzione della sicurezza. Buongiorno e grazie anche a lei professore per essere con noi. Allora, buongiorno a voi in studio e a tutti i telespettatori. Ecco, la novità di cui vogliamo parlare quest'oggi è l'iniziativa che è stata avviata da Confartigianato del Veneto per cercare di raggiungere con le iniziative di formazione davvero tutti i lavoratori, soprattutto in un settore come quello dell'edilizia che vede una importante quantità di lavoratori, un'importante presenza di lavoratori stranieri che si trovano quindi magari ad affrontare delle difficoltà linguistiche e culturali. Sandro Martin, dunque, in che cosa consiste questo progetto? Innanzitutto mi permetta, io sono il direttore di Formedil Veneto, che è la struttura partecipata dalle organizzazioni artigiane, tra cui Confartigianato, CNA e Casa, e le organizzazioni sindacali, un ente bilaterale che si occupa di formazione e sicurezza in edilizia. Quindi, purtroppo è uno dei settori maggiormente interessati certo, da quando si problema. diceva che è un problema di attualità la questione della sicurezza, lo è tanto più nel settore dell'edilizia, dove, come dire, i rischi che si corrono in quel contesto di lavoro sono diciamo più abbondanti, ecco, sono più ampi. Ecco. Allora, venendo all'iniziativa, innanzitutto un dato, così partiamo dalle 5.000 e più imprese, artigiane e piccole imprese del Veneto, nel settore edilizia, che quindi aderiscono alla cassa edile. 18.000 lavoratori circa, di questi 18.000 lavoratori il 55% sono lavoratori stranieri. Questo è un dato che si va consolidando, ma che è un dato ormai insomma, da alcuni anni, da più anni, ecco, c'è questa percentuale. La formazione per la sicurezza, che interessa anche questi lavoratori, naturalmente prevederebbero le norme che si utilizzasse come lingua, si facesse una verifica della comprensione della lingua italiana, della conoscenza della lingua italiana. In realtà abbiamo affrontato il problema ponendo, ed è stata una felice intuizione delle parti sociali che hanno sottoscritto il cantiere, ponendo in aula, in fianco al formatore per la sicurezza, e qui abbiamo il professor Finotto che è direttore anche del master, insomma un mediatore culturale che fa anche il facilitatore linguistico, quindi traduce, insomma, però avvicina anche le persone anche culturalmente. Questa è l'iniziativa che abbiamo fatto, abbiamo formato i primi mediatori culturali e adesso la cosa si sta generalizzando in tutto il Veneto. È partita dalla provincia di Treviso, ma si sta generalizzando in tutto il Veneto. Ecco, ha citato il professor Finotto. Professore, volevo chiederle come è cambiato nel tempo quindi il modo di fare sicurezza nei luoghi di lavoro, se questi sono i numeri appunto che abbiamo sentito. Allora, intanto grazie della domanda. Partirei subito da una considerazione. Il settore dei cantieri presenta una condizione importante rispetto a infortuni e malattie personali, e il numero di lavoratori infortunati è maggiore negli stranieri rispetto a quelli della nostra nazionalità. Da qui una considerazione: come deve essere fatta la formazione? Beh, la formazione deve essere efficace e deve essere in grado di trasferire una modalità comportamentale corretta. È innanzitutto un concetto di natura culturale.
Affrontare correttamente questo percorso è difficile con i lavoratori e gli imprenditori italiani e diventa ancor più difficile con le persone che provengono da altri paesi. Ecco che allora si è cercato insieme di capire quali possono essere le migliori modalità con le quali trasferire i concetti fondamentali della prevenzione anche a lavoratori non appartenenti alla nostra nazionalità, ma che sono impegnati e che lavorano attivamente tutti i giorni nei cantieri. Qui abbiamo pensato ad avere un supporto attraverso i mediatori culturali. È un processo culturale che ha bisogno di un trasferimento culturale. Ecco il perché dei mediatori culturali. L'azione ha visto da una parte il coinvolgimento dei formatori in materia di salute e sicurezza, togliendo un po' quelle modalità formative più indirizzate agli aspetti formali ed entrando invece negli aspetti più sostanziali della prevenzione quotidiana nei cantieri, tenendo conto dell'attenzione che va riposta a persone straniere e che quindi al di là della conoscenza della lingua veicolare italiana devono anche comprendere metodologie operative e organizzative dei cantieri che caratterizzano le nostre imprese. Ma poi anche il supporto ai mediatori culturali che sono persone non propriamente specializzate nelle attività in materia di salute e sicurezza e che anche loro abbisognano della conoscenza operativa dei cantieri. Ecco che allora abbiamo cominciato a lavorare insieme con le parti sociali, con le organizzazioni datoriali, grazie quindi all'intervento e al supporto di Formedil, di Confartigianato e dell'Istituto Vento Lavoro, con Ca' Foscari Challenge School abbiamo realizzato un progetto che è già stato presentato e mi pare, dalle prime riflessioni, anche ben accolto dagli stessi mediatori culturali. Ecco, Enrico Maset, presidente di Confartigianato Veneto, presidente di Formedil, ma anche imprenditore edile, quindi diciamo un'attività che la vede impegnato anche in prima persona ad affrontare queste problematiche. È quindi questo di cui stiamo discutendo, un cambiamento strutturale proprio, no, nell'affrontare questa tematica che ha imposto quindi anche questo salto di qualità, diciamo, nella formazione. Come viene presa dalle aziende questa novità, diciamo, dal punto di vista proprio degli imprenditori, no? Perché molto spesso si sente dire le regole ci sono, basterebbe applicarle. Sì, è vero, guardi, per noi l'aspetto è un aspetto fondamentale quello del mediatore, perché io posso portargli degli esempi che abbiamo avuto proprio nei giorni scorsi, in quanto abbiamo anche noi dei ragazzi che abbiamo così assunto per la formazione per un periodo di tirocinio, ovviamente ragazzi prelevati dai centri sociali, ovviamente, anche se loro all'interno dicono che comunque gli fanno sempre fare un corso di italiano per capire più o meno, che riescano un po' alla volta a capire perlomeno la nostra lingua. Però è troppo poco, diciamo che ho un'esperienza proprio legata, ripeto, di questi giorni, in quanto questi ragazzi arrivano e non sanno niente praticamente, forse l'unica cosa che consultano è solo il cellulare, perché quello è l'aspetto fondamentale per loro in questo momento. Quindi noi ci troviamo veramente a disagio su questo e questa per noi è stata accolta, diciamo che è stato regolamentato dalla Regione eccetera, però per noi questo è un aspetto fondamentale perché ci aiuta e questi anche formatori devono comunque capire e entrare anche veramente nel mondo del lavoro per far capire quali sono i rischi e i pericoli del cantiere, perché il nostro cantiere purtroppo, dico purtroppo, perché i pericoli sono continuamente, di ora in ora, di minuto in minuto. Quindi per noi è stato una cosa importante e l'abbiamo condivisa subito su questo aspetto. Poi diciamo che per quanto riguarda il mediatore formatore è una cosa che riguarda soprattutto i ragazzi extracomunitari, ma noi il problema ce l'abbiamo comunque anche con gli italiani, con i nostri ragazzi. Perché? Perché qui per quanto riguarda l'aspetto sicurezza dobbiamo comunque cambiare una mentalità che io mi ricordo quando per il passato, quando lavoravo con mio padre,
la cosa fondamentale era quella solo di far presto nel cantiere, la velocità. Oggi non c'è più questo problema della velocità, diciamo solo, mi raccomando, state attenti, non farvi male. Questo è quello che dobbiamo fare noi tutti i giorni nei cantieri. Tant'è vero, guardi, la mentalità non è solo, non riguarda solo noi, ma riguarda soprattutto anche i cittadini, il committente, il progettista, il responsabile della sicurezza nei cantieri, perché un po' alla volta tutti quanti devono rientrare in questa logica che bisogna per forza essere attenti e contribuire a far sì che non ci siano incidenti continui nel lavoro. È inutile dopo trovarci il politico di turno che dice basta morte nei cantieri, basta morire in questo modo. Noi abbiamo iniziato come associazione di categoria, come Formedil Veneto, a muoverci su quest'ottica, perché questo è quello che bisogna comunque fare tutti i giorni. Vi porto un esempio mio del cantiere, sempre 20 giorni fa. Passo per il cantiere al mattino, circa alle 8 e un quarto, di solito il giro che faccio, e vedo che nel cantiere mancano delle cose. I ragazzi sono senza IDP, il caschetto non ce l'hanno, le cuffie non ce l'hanno, gli occhiali non ci sono, eccetera. Allora butto là una frase e dico: guardate, stamattina se per caso arriva un ispettorato del lavoro, guardate che se vengo sanzionato, oggi le sanzioni le pagate voi. Vabbè, finito là, mi hanno guardato un po' male, eccetera. Io riprendo il mio giro, vado su un altro cantiere, alle 9:10 mi chiamano e mi dicono scusa, ma qui c'è l'ispettorato del lavoro. Allora ovviamente mi precipito. Neanche farlo apposta, sono arrivati proprio quella mattina. Sapete qual è stata la risposta? Ma tu ce li hai mandati apposta? Capite cosa sta succedendo? Dico no, guardate che ve l'ho detto, come tutte le altre mattine che passo dicendo, perché faccio un po' il carabiniere. Ma si erano messi a posto intanto? Si erano messi a posto, quindi alla fine abbiamo anche ricevuto i complimenti dell'ispettorato del lavoro, perché ovviamente ci ha detto, beh, non abbiamo mai trovato un cantiere in queste condizioni. Ma capite il perché? Perché sono passato io prima a minacciare quasi i miei dipendenti. Quindi questo, Martin, ci fa capire proprio quanto sia importante la formazione, perché ovviamente i titolari devono far applicare le leggi, i dipendenti, i collaboratori devono essere consapevoli di quanto sia importante, perché poi alla fine ne va della vita anche talvolta. Ma certo, adesso il Presidente ha toccato una questione che riguarda i dipendenti. Diciamo che la questione è generalizzata, perché tanto più nelle piccole imprese artigiane, ma anche nelle medie imprese, la dimostrazione dello stesso Presidente che gira per i cantieri, insomma, gli infortuni riguardano anche i datori di lavoro, i soci, riguardano persone anche preparate dal punto di vista tecnico, quindi è generalizzata. E quindi la formazione è rivolta a tutti, tant'è che la riforma dell'accordo Conferenza Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza, che riguarda anche il settore dell'edilizia, ha introdotto un obbligo di formazione anche per il datore di lavoro, a significare il fatto che bisogna essere trasversali da questo punto di vista. A maggior ragione, mi permetta, nelle aziende artigiane, magari nelle piccole imprese, dove molto spesso il datore di lavoro lavora a fianco dei suoi dipendenti. Abbiamo casi, sicuramente nelle imprese artigiane, le piccole imprese, c'è il datore di lavoro, ma poi abbiamo casi anche eclatanti di imprenditori in altri settori che magari, così, colti dalla volontà di essere presenti in azienda, si sono infortunati anche in altri settori e sono imprenditori anche con centinaia di dipendenti. C'è una cultura più generale che è quella di tanto a me non può succedere. Da questo punto di vista la formazione può fare molto. Da responsabile di un ente di formazione dico che però il salto culturale è importante al di là della formazione che viene fatta. Ecco,
torno ai mediatori culturali, facilitatori linguistici se permette, la cosa che più ci sembra, al di là della semplice traduzione, è il fatto che queste persone attualmente lavorano pakistani e Bangladesh, c'è un'ondata di queste etnie che arrivano in Italia per la prima volta, che entrano in un'aula di formazione, fanno anche la formazione pratica, però l'essere affiancati da un loro connazionale che oltre a tradurre li affianca anche, li sostiene anche dal punto di vista sono qui, c'è anche un riguardo maggiore, quindi un'attenzione maggiore perché si sentono accolti, è un modo anche per accoglierli e perché poi siano loro più attenti a rispettare le normative, che non è solo rispetto alle normative, è proprio un'attenzione continua, quella che diceva il Presidente Maset, che devono avere queste persone. Certo, senz'altro. Professor Finotto, lei insegna all'Università di Venezia, ma per quanto riguarda i ragazzi, non quelli stranieri, quelli italiani, quanto importante è il rapporto con la scuola, tra le imprese e la scuola? Perché sentivamo prima dal Presidente che molte volte arrivano in cantiere questi ragazzi che proprio non hanno alba di quelli che possono essere i rischi, la pericolosità dell'ambiente nel quale si trovano. Ha sottolineato il punto più importante. Se parliamo di un processo culturale, questo non può che non avvenire attraverso le istituzioni e il sistema scolastico. Come impariamo a leggere, a scrivere e a far di conto all'età di 6 anni, non possiamo non immaginare che la stessa cultura della prevenzione debba essere insegnata e appresa fin dall'inizio della scolarità. Questo non significa trasformare le scuole con delle piccole attività di formazione sulla sicurezza, ma di introdurre la prevenzione come un concetto fondamentale di uno stile di vita. Vedete, il problema è la motivazione alla prevenzione. Non devo fare le cose perché sono sotto minaccia o perché vi è un obbligo legislativo, ma perché sono convinto che quell'atteggiamento comportamentale sicuro faccia parte del mio corretto stile di vita. La sicurezza, così come la salute, diventano importanti quando vengono meno, ma quando vengono meno diventa troppo tardi. Abituarci a ragionare in termini predittivi e a costruire fin dalla giovane età dei piccoli sistemi per valutare i rischi è assolutamente importante. Tenete conto che sperimentazioni di questo tipo sono difficili anche perché c'è una classe di insegnanti che non è preparata in questo senso e quindi trasferimenti di questo tipo hanno le loro difficoltà. Ma immaginatevi quanto potrebbe essere importante veicolare una cultura della prevenzione che non sia solo luogo di lavoro. Ricordo che gli infortuni domestici e gli incidenti del tempo libero hanno come numero e come gravità una condizione più rilevante rispetto a quelli lavorativi e non accadono a lavoratori. Non è che le persone devono sentirsi sicure perché sono al lavoro, ma devono essere sicure per i comportamenti corretti che adottano in ogni ambito, quando vanno in bicicletta, quando fanno una passeggiata, quando fanno un'escursione in montagna, quando vanno al mare, quando vanno in discoteca, quando frequentano un concerto. La sicurezza deve diventare uno stile profondo di vita, ma che non viene esercitato con fatica. L'esercizio deve essere un esercizio naturale e questo si fa attraverso l'apprendimento, cominciando dai più piccoli. Ho avuto il piacere tantissimi anni fa di scrivere e di proporre al Comune di Treviso un libretto che fu distribuito in tante scuole e avevo fatto tantissime attività con i bambini delle elementari per un comportamento corretto in caso di incendio, in tutte quelle attività non solo scolastiche ma anche extrascolastiche. L'apprendimento era velocissimo e i comportamenti che i bambini, vi sto parlando quarta e quinta elementare, riuscivano ad adottare erano sicuramente molto importanti e lo saranno stati sicuramente per la loro vita anche al di fuori della scuola.
Ecco che allora la sicurezza sul lavoro, ormai sul lavoro diventa in più. La sicurezza deve essere uno stile che accompagna la persona in ogni momento della sua vita e della sua quotidianità, e la scuola può fare tantissimo. Io non la vedo come un obbligo legislativo, bensì come una scelta comportamentale imprescindibile di ogni persona. Certo, come si fa la prevenzione sanitaria con lo screening, altrettanto si dovrebbe fare proprio a 360 gradi per quanto riguarda la sicurezza. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, il tempo purtroppo è volato e quindi dobbiamo chiudere questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ad Enrico Maset, presidente di Confartigianato Vittorio Veneto, grazie a Sandro Martin, direttore di Formedil, e grazie al professor Finotto in collegamento. Grazie a voi e grazie agli spettatori. Buona giornata e buon lavoro. Termina dunque qui questa prima edizione dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi. Come sempre vi ricordo subito dopo la sigla l'appuntamento con le previsioni del tempo. Arrivederci, buon pomeriggio.